Bentornati sul making of del nostro Farnese Parier e come vi abbiamo promesso nello scorso video, oggi parleremo proprio delle gondole. Siamo sempre sui mestieri tradizionali della Laguna di Venezia, della zona di Venezia, e chiaramente non poteva mancare un piccolo riferimento, anzi insomma un riferimento abbastanza importante, di la verità, proprio sulla gondola, e siamo stati allo Squero, che produce quasi solo esclusivamente gondole secondo i sistemi tradizionali. Emilio è stato lì e quindi fondamentalmente ci racconterà un attimo cosa ha visto. Allora, la zona di interesse è la Giudecca, questa volta siamo stati proprio all'isola della Giudecca, c'è un cantiere navale Crea, che all'interno hanno recuperato degli spazi, quindi intanto si parla di archeologia industriale rivisitata, quindi molto bello, e in ogni spazio c'è un artigiano che fa il proprio lavoro. Noi ne abbiamo visti 3, quindi abbiamo visto la tappezzeria nautica, molto interessante perché ha molta tradizione e anche un po' di innovazione. Poi abbiamo visto il cantiere dei Rossi, che posso dire tranquillamente sono quasi specializzati in gondole. Diciamo che il discorso si è focalizzato lì, ci hanno raccontato un po' delle chicche appunto sulla realizzazione della gondola, e poi siamo stati ai cantieri Crea, che danno il nome a tutto lo spazio, dove incredibilmente ci sono anche dei ragazzi abbastanza giovani che stanno cercando di lavorare e di imparare un po' questo mestiere. Partendo dalla tappezzeria nautica, diciamo che è stato molto interessante perché abbiamo scoperto quanto laborioso sia effettivamente fare una tappezzeria per una barca. Ricordiamo che è un lavoro, anche questo, fondamentalmente di grande livello tecnico e artigianale, tutto quanto fatto su misura, e soprattutto di fatto possiamo dire che questo fa parte di quelle realtà che economicamente invece sono proprio ben posizionate sia a livello territoriale sia poi tra l'altro a livello internazionale, perché l'attività nello specifico riceve un sacco di commissioni anche dall'estero per chiaramente produrre questo tipo di accessorio dell'arredamento nautico su imbarcazioni di vario tipo. E quindi diciamo che il lavoro in questo caso non manca. Sì, c'è un riconoscimento di questa maestranza anche a livello internazionale. Abbiamo visto dei tessuti applicati a barche moderne, quindi ad esempio la copertura di una barca per la rimessa invernale, piuttosto che il tessuto o il manufatto, visto che stiamo parlando di gondole, proprio per una gondola, quindi comunque molto molto raffinato, ecco, diciamo meno moderno ma molto raffinato, molto elaborato, presumo che ci siano anche degli standard da mantenere, e si sono visti tutti, ecco. Abbiamo parlato con il titolare che ci ha raccontato un po' la storia e di cosa si occupano fondamentalmente. Poi siamo passati al cantiere dei Rossi, lì la chiacchierata è stata molto 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 interessante perché ci hanno raccontato finalmente, perché stavamo aspettando questo momento, delle chicche sulla gondola. Diciamo che una chicca importantissima è che la gondola rappresenta un esempio di elaborazione custom. Ah sì, assolutamente. Nel senso che forse non molti sanno che la gondola in realtà è realizzata esclusivamente sulle misure e sulle caratteristiche fisiche del vogatore. Esatto, il gondoliere. Perché? Perché ci hanno fatto dei classici esempi, tipo il gondoliere deve passare sotto i ponti. E se la gondola non è su misura, il gondoliere va a sbattere. Fondamentalmente, ma non solo, la gondola è una barca asimmetrica, quindi ha una distribuzione dei pesi fatta proprio sul peso del gondoliere, e di conseguenza è perfettamente costruita su misura. Ovvio che non ce l'hanno voluto dire, ma questo ha un costo, ma noi non siamo qui per parlare di costi, siamo qui per parlare di tradizione, e questa tradizione implica anche un certo tempo di realizzazione. La gondola non si fa in una settimana, quindi ci vogliono mesi e mesi di lavoro. E tra l'altro c'è da dire che appunto come realizzare la gondola in base alle caratteristiche fisiche del gondoliere, quello è un aspetto di estrema importanza. Lì si gioca tutta la maestranza fondamentalmente del maestro d'ascia, che in base alle caratteristiche, ripeto, appunto della persona deve realizzare l'imbarcazione, e considerate che questo è l'aspetto di segretezza, Certo.
principale, perché altrimenti ecco, questo rende finalmente la gondola un oggetto non facilmente replicabile, tanto che anche all'estero viene fondamentalmente richiesta e commissionata, Certo. magari a scopo decorativo, non per l'uso che chiaramente è previsto all'interno della città di Venezia, ma è comunque richiesto, c'è un sacco di domanda fondamentalmente per quanto riguarda la produzione di questo tipo di imbarcazione. Assolutamente. Come per tutte le attività hanno avuto una leggerissima flessione durante il periodo della pandemia, ma riconoscono anche il fatto di essere una nicchia, assolutamente una nicchia, non solo di mercato ma anche di richiesta, e alcuni di loro hanno ammesso la difficoltà di trovare ragazzi giovani che abbiano voglia di diventare maestro d'ascia, perché non è un lavoro semplice, non è un lavoro comodo, non è un lavoro diciamo pulito, chiamiamolo così, nel senso c'è polvere, c'è legno, c'è un po' da sporcarsi le mani, indubbiamente. Come tutti i lavori artigianali, in questo caso abbiamo visto un po' di ragazzi che stavano lavorando e ci stavano dando dentro. Ci ha fatto molto piacere conoscere questa realtà, perché io personalmente non la conoscevo, quindi anche fare una ripresa di questo tipo per me è stato estremamente stimolante. Cogliere delle chicche lo è stato ancora di più, e effettivamente conoscere queste micro realtà era un po' lo scopo del progetto all'inizio, e poterlo far vedere è ancora più interessante, perché non tutti possono entrare tranquillamente in uno square, nel senso che stanno lavorando, non sono sempre come felici. Dicevamo prima, no, non sono felicissimi, perché come dicevamo prima comunque è un ambiente in cui esiste della riservatezza a livello produttivo, quindi fondamentalmente Esatto. Anche se poter realizzare un'imbarcazione in base ai criteri tradizionali come questi richiede comunque un apprendistato, richiede comunque della pratica, c'è anche da dire che tendono a, diciamo, essere molto cauti nell'invitare le persone, perché chiaramente alcuni processi potrebbero essere comunque in ogni caso identificati, Certo. e anche se poi non sono immediatamente replicabili, ma Certo. devo dire che in ogni caso grazie alla fiducia in questo progetto di nostro Farm Inspire, siamo riusciti comunque a recuperare alcune immagini che poi sono quelle che abbiamo mandato poi in streaming, e che magari recupereremo qui. Diciamo anche. Sono un po' conservatori, però hanno aperto un po' le porte e anche, diciamo, un po' il cuore per darci qualche indicazione. Traspare la passione, ovviamente, perché come un po' tutti i lavori artigianali, ma soprattutto un lavoro di questo tipo, senza la passione non si fa nulla, nel senso che non c'è una riproduzione seriale, e di conseguenza ogni barca viene un po' amata, penso, dall'artigiano. Assolutamente sì, a volte più dall'artigiano che da chi poi la porta. Esatto. E andando per Venezia e ascoltando qualche gondoliere sicuramente così. Esatto. Però detto questo, bene, siamo alla fine, perché vi salutiamo e vi invitiamo a mettere like sul canale, iscrivervi se i contenuti vi sono piaciuti, lasciate qualche commento, ovviamente positivo, rispetto a questa iniziativa, e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!